Eccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde, l'appuntamento del martedì 19:30-20:30, rileggiamo i numeri per interagire con noi: 049 8077 753 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi, Sindaco Risponde @gruppo tv7.com per mandare l'email durante la settimana. Allora Dennis, andiamo con questo primo lotto di 4 messaggi, poi vedremo se riusciremo a leggere anche gli altri. Iniziamo con il primo. Come mai l'illuminazione di via Perin si è fermata? Non è arrivata fino a via Ronchi come programmata? Grazie. Allora, non so rispondere al millimetro a questa domanda, però in questa fase stiamo facendo diversi interventi di illuminazione pubblica. Arrivano prima quelli dove basta cambiare la lampadina, e quindi dove quindi l'impianto è già un impianto moderno e quindi la sostituzione della lampada ottiene la conversione da illuminazione a incandescenza a illuminazione a LED. In altre situazioni invece la rete dell'illuminazione non segue i confini dei quartieri, abbiamo invece situazioni in cui l'impianto è talmente vecchio, talmente vetusto che non può supportare la tecnologia LED, e quindi in quel caso arriviamo in un secondo momento, abbiamo 6 milioni stanziati su questo comparto, ma arriva dopo aver cambiato gli impianti, quindi sarà necessario fare degli scavi, cambiare le cabine e quindi tutta la rete, riqualificarla e poi solo dopo mettere la nuova illuminazione. Chiedo alla signora magari di girarmi questa domanda, mi mandi una mail a vicesindaco@comune.padova.it che analizzo in modo specifico questa situazione. L'altro messaggio, Dennis. Buonasera Vice Sindaco, ci sono novità per i progetti all'Arcella del Configliachi ed ex CONI? Grazie. Sì, stiamo proseguendo, lì sono finanziamenti statali, bando della qualità dell'abitare, alla quale abbiamo avuto 15 milioni per l'Arcella, e prevedono la sistemazione e la riqualificazione dell'edificio dell'ex Conica in Piazza Azzurri. Eccolo qua, prontissima la regia, un edificio anche molto importante, e qui siamo attualmente siamo nella fase di progettazione, quindi nella fase in cui in questi mesi va definito il progetto nel dettaglio perché poi possa essere appaltabile. Però tra poco inizieremo i lavori sull'area di fronte, l'area cosiddetta ex Valli, quel campo, lo chiamo così, che c'è di fronte la chiesa di San Carlo, dall'altra parte di Piazza Azzurri d'Italia, che è sempre stato un campo abbandonato a se stesso. Era un campo privato, lì addirittura era prevista un'edificazione molto importante, una torre al pari di quella della PAM, sarebbe stato un intervento molto invasivo. Qualche anno fa l'abbiamo comprato come comune di Padova e lì adesso realizzeremo un giardino, una piazza verde, e i lavori inizieranno tra pochissimi mesi, tra settimane e mesi. Andiamo col terzo messaggio, Dennis. Perché non viene debitamente ripulita la zona erbosa sulla destra da Porta Savonarola alle Riviere? C'è di tutto. La zona erbosa dalla Porta Savonarola alle Riviere. Allora, oggi l'assessore Bressa ha portato 2 delibere in cui mette finanziamenti per la cura del verde pubblico, quindi ci stiamo attrezzando anche per gestire al meglio lo spazio pubblico e le nostre aree di verde. Probabilmente lì bisogna fare un lavoro più intenso anche con la società che segue le pulizie. Andiamo col quarto messaggio. Circolazione e parcheggi selvaggi via delle Melette. Non si può obbligare Villa Maria ad utilizzare l'enorme spazio chiuso posteriore alla casa di cura, di cui sono proprietari, per ora inutilizzato, invece di intasare la zona e rendere pericolosa la via? Bisognerebbe studiare questo caso, probabilmente
probabilmente un buon suggerimento quello che arriva dal telespettatore, bisognerà capire con Villa Maria, insomma, la possibilità di utilizzare il loro spazio privato. In effetti molto spesso grava sullo spazio pubblico poi la presenza di attività. Per legge sono normati anche i posti auto di cui un'attività o le attività in una zona, insomma, avrebbero bisogno, però poi abbiamo zone che vanno sempre in sofferenza. Bisognerebbe qui trovare un accordo con la proprietà, se le cose stanno, come dire, anche si possono svolgere così semplicemente come descritte. Avete approvato, finché ci sono gli altri messaggi perché siamo quasi in chiusura, 600.000 euro per gli interventi praticamente approvati giunte in queste ore, proprio per continuare gli investimenti per la manutenzione di marciapiedi, di strade. Come sta andando sotto questo aspetto i lavori appunto di asfaltatura e di sistemazione, visto che avete investito altri soldi per migliorare la città? Non ci fermiamo mai ed è bene che sia così, perché le richieste della città da questo punto di vista sono enormi. A me una delle cose che i cittadini chiedono di più sono le strade, che siano in ordine, sistemate, perché vuol dire decoro e vuol dire sicurezza stradale. E in questi giorni abbiamo finito di lavorare sul comparto Ponte Corvo, via Manzoni, via Stoppato, con interventi anche molto efficaci, e da un paio di giorni siamo al Portello, in via Belzoni, ci sposteremo poi in via Ognissanti, anche lì, insomma, le strade avevano bisogno di una bella, come dire, rinfrescata. Stiamo lavorando anche sui marciapiedi, via Tartini ed altre zone. Oggi in giunta ho portato un pacchetto da 600.000 euro per interventi di manutenzione delle strade. La gente ce li chiede tanto, e quindi questi sono interventi che finanziamo con i preventi che derivano dalle multe, perché ogni tanto ci arrabbiamo quando paghiamo una multa. Una parte di queste risorse per legge vengono poi investite nel creare migliori condizioni di sicurezza stradale. Le asfaltature sono una di queste, e quindi con questi finanziamenti ci prenderemo cura sia di nuove pavimentazioni stradali, di nuovi marciapiedi, strade bianche, e poi potenziamo quel servizio che forse qualche cittadino ha visto, il camioncino, il cantiere mobile, che è uno strumento molto efficace. A noi piace farlo girare nei quartieri e si occupa di manutenzione a tutto tondo. La buca da riparare, il palo storto da raddrizzare, il cartello stradale da mettere in ordine, insomma un po' una sorta di aggiusta tutto. Ecco. L'artigiano del quartiere. Esattamente. Senta, non so se Denis riuscirà a preparare altri messaggi, però in conclusione guardiamo una nota di colore, che poi tra l'altro è una bella nota, che poi i luminari si accenderanno, quelle natalizie il 25 di novembre, quindi fra 18 giorni, giorno più giorno meno, insomma, però con una variazione di orario, perché cercherete anche lì di risparmiare corrente, perché poi ci sarà chi dirà ecco sperpero e via discorrendo, quindi mi sembra che anziché di chiuderle alle 2 le spegnete a mezzanotte, giusto? Esattamente, sì, le spegniamo prima. Credo che sia un atto di responsabilità anche verso, come dire, una situazione che è ancora molto incerta. Non vogliamo rinunciare però a una città bella a Natale, e quindi credo che questo si possa ottenere. Lo stanno facendo tutte le altre città, magari utilizzando la tecnologia che è a basso consumo, ma ormai questo lo facciamo da anni, e anche potendo rinunciare a qualche ora di illuminazione in più. Sperando, Andrea Michalizzi, chiudo con una nota positiva, che sia un Natale un po' meno brutto di quello che era previsto, al di là della giornata odierna, che non è stata sicuramente una delle migliori per quanto riguarda l'amministrazione comunale, tra la curva, tra il declassamento della città stessa. Mi auguro però sia il tempo per poterlo migliorare, e mi sembra che la volontà di risolvere rapidamente queste problematiche l'amministrazione ce l'abbia.
Sì, guarda, i problemi sono sempre, come dire, stimoli per poter lavorare. Una caratteristica che ha questa città è quella di non sapersi fermare anche di fronte alle situazioni più difficili. Penso al periodo del Covid, adesso abbiamo la crisi economica, ma noi non abbiamo fermato un cantiere, abbiamo tenuto attivo un mondo del volontariato, dell'associazionismo che è stato straordinario in città. Insomma, abbiamo una presenza di turisti che sta aumentando. Io giro per i locali del centro, ma anche nelle immediate periferie dove ci sono punti di interesse, dove la gente te lo dice: siamo pieni di turisti, questo è un dato importante, insomma, che dà anche risalto e ci riempie d'orgoglio sulla nostra città. E anche di soldini. Anche di soldini che non guastano mai, quindi abbiamo sempre sfide davanti con problemi importanti, ogni tanto qualche inciampo, insomma, però ecco, la città di Padova sta affrontando a testa alta tante sfide, anche facendo anche tanti passi avanti su tanti punti di vista. Dobbiamo essere consapevoli dei problemi, ma essere anche consapevoli delle nostre capacità di saper puntare a risultati importanti, e Padova ha grandi risorse da questo punto di vista. Grazie Vice Sindaco Andrea Michalizzi, e ovviamente chiedo scusa ai telespettatori che non hanno potuto sapere qualcosa di più sui messaggi che hanno spedito, però ovviamente la serata è stata una serata un po' turbolenta sotto questo punto di vista. Li leggeremo sicuramente martedì prossimo con una nuova puntata del Sindaco Risponde. Grazie Vice Sindaco Andrea Michalizzi, e io invece vi lascio l'informazione di TV7 con i reporter e vi auguro una buona serata.